Grazie. Prego. Come ti chiami, figliola? Io Genovetta. E lei, signora? Marta. Ecco, questa è casa mia. Che bella casa. E che bei mobili. Grazie, cara. Mi scusi, potrei andare al bagno soltanto? Certamente. In fondo a destra, prego. Grazie. Signora, lei quindi vive da sola? Troppo sì, cara. Da quando mi è morto il gatto, la mia vita non è più la stessa. Sì, penso sarebbe più un animale onesto, quindi solo la festa. In bagno c'era la tavoletta alzata, c'erano solo due deodoranti da uomo e c'era la schiuma da barba. Signora, mi dispiace, non dobbiamo andare, abbiamo molto. Ma no, ragazzi, rimanete a farmi un po' di compagnia, vi prego. No, veramente non riusciamo, mi dispiace tanto, ma devo scappare. Allora, visto che sapete la strada, fermatevi a comprarmi un po' di lamette, per piacere. Beh, per me, se no come mi taglio questi pelacci? Buonasera Fiumicello e bentrovati! Buonasera. Davvero piacere che in questo magnifico teatro oggi vi presenteremo uno spettacolo meraviglioso degli Amis pour Lance che si chiama Punti di Svista. Ma prima di cominciare con questo magnifico spettacolo direi di cominciare più che altro con, sì, insomma, con una parte editoriale degli Amis pour Lance, la Amis pour Lance Edition. Vi presenterà, insomma, in esclusiva settimanale Il Marsupio, una guida TV contenitrice di ricchi oroscopi e piena di esclusive. Non so se qualcuno di voi ne ha già sentito parlare perché è già uscita in edicola e penso che qualcuno di voi l'abbia già acquistata. Questa sera in esclusiva abbiamo il direttore di questo settimanale, tale Vercingetorige Caratozzi. Un bel applauso! Vercingetorige Caratozzi. Sarebbe il maschile di Vercingetorige. Ah, certo. Sono direttore di questo settimanale, il Marsupio. Beh, a precisare bisognerebbe dire che l'idea originale di Paolo Mazzopini, il nostro presidente, Sì, lo salutiamo. era quella di fare un dodicennale. Un dodicennale. Sì, dodicennale significa che sarebbe dovuto uscire ogni 12 anni. Ah, sì, ma dicevamo che comunque lei è un giornalista che si occupa di televisione, di critica, di oroscopi. E certo, sono iscritto all'album dei giornalisti, ma già dal 30. All'albo. Già dal 30. Dal 30? Sì, dal 30 settembre. Mi ricordo il calcolo preciso. Sì, vabbè, comunque il vostro magazine si occupa di televisione, di critica, di oroscopi. Sì, bravo. Sì, sarei un uomo, io la contraria. Comunque ci vuole dare qualche anticipazione, non so, così per il 2016. Sono qui per questo. Vabbè, per questo. Prego. Comincio? Ciao Alessandro. Sì, allora, diciamo. Rai 1. Sì. Rai 1. Rai 1. Su una grande novità sul gioco dei pacchi, sì, no, non lo sa ancora nessuno, ma io lo dico in anteprima. Consisterà solamente di 3 pacchi, uno piccolo, uno medio e uno grande. Nel piccolo c'è 1 euro, nel medio c'è 500 euro, sì, nel grande c'è 500.000 euro e il concorrente sceglie uno dei... Ma i pacchi hanno solo queste 3 diverse dimensioni? Sì, beh, sceglie se è intelligente. Magari il concorrente è stupido. Non si riesce a prendere dall'emozione. Sì, l'emozione è proprio di brutto sketch. Gioca? Di brutto sketch. Presenta Massimo Giletti? No, Maurizio Costanzo? No. Magalli? Ma non si sa. Sarà una donna, andrà in onda dal lunedì al giovedì, sì, e dal giovedì al sabato. Rai 2, siamo alle 2, da non confondere con Rai News 24. Meglio essere preciso. Dovrebbe invece iniziare a metà aprile, il 3 aprile. C'è proprio metà aprile.
i cervellonissimi. Presenta Amadeus con la sua Giovanna. Nella prima puntata il piede di porco per gentleman. E cosa consiste? Di solito si sanno, i piedi di porco sono gli scassatori, sono tutti arrugginiti, sono fatti male, sono antiestetici, no? Invece il piede di porco per gentleman, no? È così elegante, graziato, appetito, si possono anche delle decorazioni, uno si può mettere le iniziali, no? Ma che scemo, uno si lascia tutto il cognome. Facoltà uno se le mette, anche l'indirizzo, no? Gli scassinatori, diciamolo, gli scassinatori sono stanchi di essere considerati come gente di serie B, no? Infatti già da tempo la Fede Scassinatori ha fatto delle tante proteste che e oltre al piede di porco per gentleman, sì, c'è anche il piede di porco per gentlegirls. Per signorine. Ci sarà una giuria VIP, sì. Vuoi sapere chi c'è una giuria VIP? Perché no? Parterre. Alba Parietti, Alfonso Signorini e Platinette versione uomo. Rete 4, sì, nessuna novità. A proposito di Romolo, Sì, ma guarda che non stavamo parlando di roba. bravo. La grandissima nuova stagione di Voyager con Roberto Giacobbe, Sì? da non confondere con Fleabag e un ciclo, cosa significa ciclo? Beh, il ciclo. Bravo. Un ciclo di puntate sui 7 re di Roma, sì, Cortina Marco, Cassio di Camio, Achille, Publio Tardivo Prestio, Lando Bizzanti, Ostuni, Tarquinio Scoperchio, Prono Supino, Ponzio Operato, Garibaldi, sì, diciamo tutto. Ma non so chi stai non so neanche se. Sì, bravo. E sui 7 vizi capitali, Arcidia, Suriberto, Pramura, passiamo al Rai 3. Rai 3, Rai 3 canale di cultura, Rai 3 da febbraio un nuovo programma culturale, libri in libreria Bacci. Libreria Bacci. Libri in libreria Bacci. Ah, Bacci, un esortativo da te. Esatto. Questa trasmissione è nata perché quelli organizzatori vogliono che i giovani migliorino, no? La cultura, io la metterei al primo posto, la cultura, no? Presenta Nelly Marco Re, da non confondere, mi raccomando, con Rosanna Castelli. Alcuni libri di cui si parlerà sono Come difendersi da un uomo legato e sbavagliato, Come nascondere lo stereo in macchina, tutti, no? Dr. Jaggers e la baronessa di Carini. Ma per invogliare i giovani in libreria, gli autori hanno trasformato la libreria anche architettonicamente, no? Musica dal vivo, discoteca, ragazzi immagini con le minigonne, e poi via gli scaffali, via i libri. Musica da discoteca, si balla, si corteggia, si schiamazza, No, no? capito, ma la musica della discoteca si balla, si schiamazza, i libri dove sono? Libri in libreria Bacci. Per invogliare i giovani di andare in libreria. Così qua. Bene, io ho finito. Voglio dare un'informazione, per chi vuole, si può trovare in edicola, il marsupio, una copia costa 1,50 euro, 3 copie 50 centesimi. Me ne vado. Allora, salutiamo per il ricevitore di Cararotta.
truppe dell'Unione stanno per raggiungere Richmond, capitale confederata. Nel frattempo, i nordisti hanno inviato 2 spie oltre le linee per ottenere informazioni sulla scomparsa del generale svista Stefan McZappa, per impedire che possa scappare in Messico e sottrarsi alla giustizia. Questo però è il terzo tentativo di raggiungere il ranch del generale. Le altre 4 spie non sono mai tornate dalla missione. Giunti in vista del villaggio di Little River, i nostri si mettono subito in osservazione. Dopo quasi 3 ore, scorgono una figurina vicino a me. La vedi? Chi? È lei! Ma lei chi? La vecchia Mezzaba, no? Ho un'idea. Quella scuola delle borse. Dovremmo finalmente ancora il tuo piano. Ottima idea. Si sta avvicinando. Buongiorno signora, le serve una mano? Oh, grazie, baldi giovani. Ma voi da dove venite? Ma no. È da St. Lawrence. Oh, venite, venite, vi mostro la strada. Bella casa signora. E vedo che la puerta in giardino. Oh, bellissima, anche perché l'unico ricordo che mi è rimasto di mio marito. La ragazza utilizza la scusa del bagno per poter controllare la macchina. Signora, potete andare un attimo. Che domanda mi fai, cara? Qui non abbiamo il bagno. Ma se vuoi, vai nell'orto di mio marito Bonnie. Intende dire che muore? Non lo so, è partito per la guerra e non è più ritornato. Ma comunque, che stai dicendo? Beh, ovviamente i nostri. Intendo dire i nordisti. Collega, vieni un attimino. Scusi. Sulla quercia. Ci sono i nostri colleghi. Ma dai, si nasconde. Impiccati! Ah, Ora alzate bene le mani. la copertura è salvata. Io sono il generale McZabar e adesso fuori a fare compagnia agli altri 4. Una sitcom. Sai cosa facciamo dopo cena, vero? Ma certo, amore. Lavami i piatti. Certo. No, guarda, 2 ippi. Ma ci vede? Più di te, bamboccione. Mi serve una mano? No, guarda, sto facendo palestra. Ma certo che mi serve una mano, su. Accompagniamo a casa. Tu proprio non vuoi lavare i piatti?
autorizzato l'ingresso ai non addetti ai lavori. Si prega di non parlare con conducitore. Saturno. Aspetta, Saturno. Ma Saturno non è un sensore cade. Ah, mi scusi. Leone. Quegli amici. Crauglio. Rita Paola De Serveso, transessualissima, offre emozioni speciali, telefonare o No, chiami. questo magari vi trovate dopo. Sì, dopo diamo il numero di telefono magari vi conosco. Ma sì, magari. Questo riguarda il leone. Vergine. Sì. Avete sbagliato, ma si può sbagliare. Bilancia. Condizioni di cielo molto nuvoloso, tendenza di ampie schedite con nuvolosità residua. Anche previsione del mese. Scorpione. A tutto tondo. Non dobbiate vivere basandovi sul passato. Non vivete di rimorsi e di rimpianti. Acquario. Vivete di rimorsi e di rimpianti, ma anche di rimandi e di rimborsi. Pesce. Qualcuno del pesce? Pesce. Nessuno. Vivete di rimorchi e di rintocchi, ma anche di rinasci e di rimpiassi. Non siete persone normali. Sagittario, siete dei buontemponi. Fate gli scherzi, Sagittari. Avete messo dentro il panino del vicino, del figlio del vicino, il purgante. Non si fa, non si fa. Va bene, adesso io lascio il numero di telefono perché vuole un oroscopo personalizzato, si può chiamare chiamando il numero, lo dico? Prego. È molto importante, Sì. 83 13 76. No, è troppo veloce, magari. Lo ripeto. 53 98 5. Il costo della chiamata è un costo basso, tutti possono arrivarci, 36 euro al minuto. Me ne vado. Buonasera, ciao. Associatori Cigaretto. Una bella serata e compagnia di Furlanza. Alejandro Pera, la nuova telenovela, puntata numero 769. Oh, Pepa, Oh, Alejandro. Pepa, Alejandro. yo te quiero mucho. Yo también, mucho. Muchísimo. Oh, Pepa, Oh, Alejandro. vámonos por delante. Sí, Alejandro. Vámonos. Alejandro Pera, la nuova telenovela, puntata numero 780. È la puntata precedente. Oh, Pepa, Oh, Alejandro. vámonos por delante. Sí, Alejandro. Vámonos. Espera un momento. ¿Qué es? Mira, una señora está veniendo por aquí. Oh, Tosi, bene che gli sposi sul pesi e non arrivi ad andare adelante. ¡Vamos, esposas! Seguro, como el mi amor para ti. Oh, Alejandro. Oh, Pepa, Oh, Alejandro. oh, Pepa. Oh, Alejandro. Oh, Su, Pepa. vámonos! Alejandro Pera, nuova telenovela, puntata numero 871. Nella puntata precedente. Su, vámonos! Oh, Alejandro. Oh, Pepa. Oh, Pepa. Alejandro, después de tantas dificultades se morirá de aquí. Señora, tengo que ir al baño. ¿Puedo ir? Questa. No, mi intestino es bueno. Voy. Alejandro Pera, la nuova telenovela, puntata numero 1001. Nella puntata precedente. Oh, Pepa. Dime, mi amor. Yo no sé cómo decirte lo que tengo que decirte. Alejandro, dímelo, te lo ruego. La señora no es una señora. Alejandro, ¿qué es allora? Oh, Tosi, come sei? La schiuma da barba. Mamá, no es hombre, y Alejandro. Esto porque la señora es un hombre. Oh, Alejandro. Oh, Pepa. Oh, Pepa. Non sapete tirare, dove
storia in Africa. Ma quello non è la moglie del vostro rivale. Sì, mi pare sia lei. Anzi, sì, è lei. Portiamola al padrino. No, siamo noi, con una bella sorpresa. Lasciate stare la signora. Prego. Ora mi dica tutto quello che sa su suo marito. Un fazzoletto! Fazzoletto per la signora. Ora basta. Io sono mio marito. Politica Mundi. L'approvazione legge è stato un successo. Oh sì, puoi dirlo forte. L'opposizione, nonostante tutte quante le sue proteste, non si è rivelata all'altezza. Ma mai come quella volta che siamo andati contro il senatore... Ma quella è una donna di sesso femminile. Potremmo aiutarla. Tuttavia, la legge approvata dal ministro Colbert della Francia del 1790, legge numero 30, comma 24, potrebbe metterci in questione. Oh, chiamo il rappresentante della Repubblica e gli chiedo se può cambiare questa legge. Ottima idea. Sì, pronto, il rappresentante della Repubblica? Volevo chiamarla per cambiare l'articolo 30. Sì, ho già parlato con Matteo. Ok, grazie, arrivederci. Ok, possiamo dire. Sera. Buonasera. Buonasera, a caso una mano? Sì, grazie. Prego, venite. Scusi signora, potrei andare al bagno? Certamente. In fondo a destra, manca a sinistra per far condicio. Appoggio qui le borse. Sì. Che bella casa. Ha dei mobili, ovviamente. Anche bello. È una foto del senatore Schiamazzi. No, non ci credo. Che uomo, che spessore morale, quanto impegno per i poveri. È veramente un peccato che sia ispirato l'anno scorso. Ma quello ero io, negli anni d'oro, quando ero ancora un uomo di sesso maschile. Mi scusi, ma lei si considera più una donna di sesso maschile o un uomo di sesso femminile? Indubbiamente donna di sesso maschile. No, la legge non è più valida. Siamo rovinati. Andiamocene. Eccoci su Vicenzo! Ben ritrovati! Vi piace questo spettacolo? Vi sta intrattenendo? Oh, grazie signora, la ringrazio, come un incoraggiamento, grazie. Allora ecco che torna il più grande esperto di TV e oroscopi d'Italia, ormai lo conosciamo tutti, il più informato sui palestinesi. Palestinesi. Sì, vabbè, palestinesi.
spettacolo deve andare avanti e insomma, no. Show must go on. Sì. Beh, penso che i signori del pubblico abbiano trovato i fogli che hanno ricevuto, Sì. no? Vi invito ad estrarli perché Tirate fuori i fogli che avete è giunto il momento di svelare alcune copertine, no? Del nostro settimanale, no? Sì. Il marsupio. Bene. Prego. E iniziare con la prima copertina, se lei magari vuole essere così gentile da mostrarla, fate la parte in mano del corpo. Allora possiamo vedere, mi consente, Elisa Isoardi, un'esclusiva, Elisa Isoardi, no? Che rivela, per prima che dire basta non mangiare proprio. Uno prova a non mangiare per 6 mesi, dopo vediamo se no. Ma non sono incinta. Meglio precisare. Meglio precisare. In alto a destra la rubrica Le rivelazioni del marsupio. Lorenzo Giovanotti dice: ho i peli incarniti, ne parlo spesso con Giada del Blanco. È proprio marsupio. E poi un'esclusivissima del nostro telegiornale, un flirt. Che cosa significa flirt? Flirt, bravo, bravo. Un flirt che abbiamo scoperto tra il nostro premiers, Matteo Menzi, con la Flavia Vento. Infatti lui dice basta, adesso io sto con Flavia Vento. Ah, con Flavia Vento. Con Flavia Vento. Qui abbiamo Grandissima accademica della Crusca. Sì. E poi lo shock di Barbara Chiappini, Not a Sugar. Barbara Chiappini che dice: diventerò vedova quando morirà mio marito. Queste sono notizie che fanno veramente. Il secondo numero. Sì. In alto a destra siamo stati a New York. Dove è stato? Bravo. Le rivelazioni del marsupio abbiamo intervistato Sam Waterstone, bordo di Lower Nord, no? Certo, che dice: leggo sempre il marsupio, non me lo faccio sfuggire mai. Ciao, dai, diminutivo. Per il grave dramma della famiglia di Orietta. La famiglia di Orietta Berti, la canzone Finché la barca va è stata scritta da mia cognata e chi è scoperto essere. No, dalla sorella di mio fratello che è scoperto essere. Ma continua la storia tra Matteo Menzi e Flavia Vento. Flavia Vento. Il premier dice come è nata la relazione, no? Cosa ha colpito di lei, no? Cosa l'ha colpito? La sua portentosa intelligenza. E poi esclusivo il trap, grandissimo Giovanni Trapattoni, nostro allenatore, ex allenatore della nazionale. Dice: il mio contrattivo preferito è sparare alle cicogne con la mia pistola assieme ai Pimenti. Lo sport per tanti anni. Ma non ho mai avuto un flirt con Lino Baffi. Meglio così. E poi, come della settimana scorsa, abbiamo rinnovato un po' la grafica. Ecco qua. Continua la saga Renzi Vento, no? Renzi Vento, sì. E parla lei questa volta, non sto facendo la sua tradizionale in fronte a Young, dicendo che cioè io e Matte ci roviniamo. No? E poi dice: la prima cosa che ho guardato di lui? No, non credo. Le mani. Parla del Debbio, il nostro conduttore, che invece afferma: mio figlio di 10 anni è ancora minorenne. E i politici che fanno? Ancora ci andiamo a scontrare con la chiusura della classe politica, della casta, veramente una vergogna. Eva Enger, mio zio, è il fratello di mia madre. Va bene? E poi la notizia che è più che esclusiva, è vera, l'abbiamo letta, l'abbiamo copiata dal Corriere.it. Catherine Deneuve, grande attrice, no? Sa chi è Catherine Deneuve? Sì, diciamo. Se lo ricordo, Ho va visto un paio bene. di film. Che dice: sì, ho fatto l'amore con un gorilla e mi sono anche divertita. Aspetta lei, abbiamo la foto del gorilla. Queste notizie sono. E l'ultimo numero, eccolo qui. Sì, dai. Prenda. Ecco. Flavia Vento, durissima Flavia Vento. Sì, sono gelosa della Boschi. Il ministro Boschi, bella donna, no? Ministro Boschi. Vabbè, Maria Era. E poi Franco Battiato esclusivo.
cambia genere, mi do Lady Mac, Franco Battiato. E infine abbiamo sempre in basso Paolo Del Debbio, mio figlio a scuola, che ha preso una nota. Ha preso una nota. E i politici che fanno? Che fanno? Sempre i politici, no? Non fanno niente. E poi Person of the Year, l'uomo dell'anno. Il personaggio dell'anno secondo chi ha detto la Merkel, c'è chi dice Obama, no, noi diciamo chi l'ha vestita così, la signora Santanchè. Ma chi l'ha vestita in questo modo? Ma è una cosa indegna, me ne vado. Salutiamo Virginia D'Orsi della Dolce, grazie. E allora vi lasciamo sempre in compagnia del Miss Furlan. Maestro, cos'è quello? È una creatura. Maestro, un grande pericolo in come signore. La presenza dell'acqua oscura in sé. Intanto questa vecchietta con una borsa in chiave. Mentre a me cappuccio a posto io vado. Io sono tuo padre. Una storia fumetti.
bentrovati. Allora, adesso continuiamo con questa splendida serata e torna con noi il protagonista della nuova avventura editoriale di Miss Forlans Edition, il direttore del settimanale Il Marsupio Vercingetorce Caradozzi. Prego Vercingetorce, venga in pace! Ma non sento l'applauso però, eh? Applausone! Certo, è un simbolo di pace. Sì. Cioè, vorrei ricordare che il Marsupio ha avuto un grande successo in edicola in queste settimane. La settimana scorsa abbiamo raggiunto 10.000 copie, quasi 100.000, Stasera festeggiamo, prendiamo tutti insieme. Più volentieri. Italia 1, inizia, no? Sì. Lunedì prossimo 21, Sì. non è la data, no? 21. No, non è. Inizia lo show di Ragazzi. Presenta un beniamino del pubblico, sa chi è? No. Enrico Papi. Enrico Brignano. No, Enrico Montesano. Geriscotti. Tra i primi ospiti il cane che riesce a fare 250 fotocopie in un'ora, l'uomo più alto del mondo, 3 metri, 18 centimetri, 3 metri e 20 sotto le feste, l'uomo più medio del mondo, 1,72 m più o meno, e l'uomo più basso del mondo, che è meno 4 sotto lo zero. E beh, poi Rai Fiction fa su Eric Bell, che è l'uomo più basso del mondo, una fiction, una miniserie in 4 serate, protagonista Beppe Fiorello. E poi c'è Giancarlo Contacata, che invece è entrato nel jeans dei primati, detto anche Trigol, perché l'anno scorso ha fatto 3 gol. Vabbè, capirà, queste sono persone che avranno fatto sicuramente più di 3 gol, no? Sì, ma lui ne ha fatti 3 con un solo tiro. Ha tirato un rigore a Bari e ha fatto gol a Bari. Poi la palla è arrivata a Foggia e ha fatto gol a Foggia. E poi la palla è rimbalzata e ha fatto gol a Courmayeur. Vabbè, si merita il jeans di primati. Rai 1. Confermata naturalmente anche per il prossimo anno la vede in diretta, con grandi ospiti, no? Presenta Cristina Parodi, che fa nel 2016 Gare di dolore, una mamma disperata, uno scippatore pentito e un usuraio che balla in liscio. Bello. Avremo una nonnina di Reggio Calabria che compie 120 anni, una bella torta con 120 candeline. A marzo, un'autopsia in diretta. Che bello. Per Pasqua, che cosa significa Pasqua? La Pasqua sappiamo. Bravo. Un ciclo di servizi sui perincarniti. Ospiti in studio, Irene Pivetti, Anna Tatangelo, Antonio Zecchia, la Loredana Deciso, Giada Del Blanc, La Poeca e Aldo Di Udanio. Che altro dovevamo? Canale 5. Pomeriggio 5 continua sempre alla grandissima, presenta Barbara D'Urso, quella che salutiamo, sì, sempre. Ciao Barbara, e quella che si piega in avanti un lei e ti crede. Quest'anno un grande scopes, il matrimonio dell'anno nel 2016, matrimonio tra Di Stefano e Orlando con Stefano Dorazio, ex Pooh. Con Stefano Dorazio, ex Pooh. Tra l'altro, se volete sapere un gossip, Cristina Parodi ha denunciato la Barbara D'Urso perché gli ha rubato l'idea del matrimonio dell'anno. Doveva farlo la Parodi, però la D'Urso gli ha rubato l'idea e gli ha chiesto 180 milioni di euro di risarcimento. Minimo. Ci sarà sempre nel 2016, ogni settimana, tutto il dolore, il meglio di l'elezione di Miss Dolore dell'anno, con Coppa la Miss, un ammalato di morbo, un appestato, uno che ha pestato, un giovane ladro drogato che si chiama Gianni Andria, Gianni Andria di via Po 47, proprietario di negozio di ferramenta a Bologna. Proprietario del negozio di ferramenta. Lui però sarà intervistato di spalle perché ci tiene all'anonimato. No? Scusi, mi ha appena fatto ripetere il nome. Bravo. Invece di chiamarlo Gianni Andria, loro sottoscrivono GA, che può essere Giovanni Ameli,
parte, no? Sì, sì, sì. E gran finale, dopo le feste, un reportage. Sì, su un muratore in fin di vita che mentre si soffiava il naso, per errore, ha ingoiato una cazzuola. Un incidente sul lavoro. Ray Fiction farà una miniserie su questo fatto veramente accaduto. Si intitola Il muratore e la cazzuola. Protagonista Beppe Fiorello con Walter Nudo e Alessia Marcuzzi, che arriverà per cercare di salvare l'operaio, ma non ci riesce perché non sa che cosa sia una cazzola. Chi è interessato può sempre comprare il settimanale di edicola, ripeto, una copia costa 9,50, però aggiungendo solamente 6 euro, 6 euro, per poche cose, però pochi gadgets, beh, il settimanale, un adesivo, una spilla e una mountain bike, un servizio di posate da 10 persone, un abito da sposa e un appartamento a Bologna. Grazie, io me ne vado. Bene, ringraziamo per la partecipazione. Vado in pace, vado in pace. Ci lasciamo continuare con questo magnifico spettacolo, sempre degli Miss Furlans, ripeterò all'infinito, sappiatelo, e vi auguro una splendida serata. Buona giornata. Un'opera lirica. Questa è la spesa di qualità, di qualità, di qualità. Quanto pesano queste borse? Vai a pigliare le borse della vecchia. Portunque andrò, ma la ricompensa qual sarà? Vai prima che te meno. Pigliate le borse, nessuno mi aiuta! Pigliate le borse, nessuno mi aiuta! Piglia queste borse! Pom, 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 pom. Le piace rosa, la casa è preziosa, polverosa. Al bagno ci posso andare? La compagnia resto a far, le faccio compagnia. Parlamene tu zio, è brutta quanto lei. Parla per tuo zio, maleducato. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Restate qui, voi. Buonasera. Abbiamo da poco appreso la agghiacciante notizia che ha sconvolto una comunità intera, la notizia che non ci saremmo mai aspettati di sentire. Ma passiamo subito la linea al nostro inviato sul posto. Angelo, mi senti? Sì, ti sento Gustavo. Della linea. Li chiamavano Bonnie e Clyde, ma questi ragazzi Bonnie non lo sono affatto. Un fatto tragico ha scosso la pace calma di Mazzate sul Membro, una cittadina del Molise. Passiamo alla ricostruzione, l'unica ricostruzione che abbiamo, quella della squadra cinofila della polizia.
Bau Arf, Sniff Arf Bau, cito direttamente. Ecco, possiamo vedere nella ricostruzione che la signorina, Greta Starnazzi, della dolce età di 75 anni, si avvicina verso un supermercato. La borsa che porta la signorina diventa solamente un pretesto per poter approfittare della sua evidente fragilità. Dopo aver proposto di portare le borse di suo possesso fino a casa, il duo svela le sue vere intenzioni. Con un gesto che potrebbe sembrare ammirevole, il duo svela i suoi veri intenti. Dopo averla condotta alla sua fatiscente villa in scuola la pressa con terribili domande, la minaccia, la deruba, per poi arrivare a una terribile verità. A voi studio. Aiutare una vecchia! Ragazzi, ho comprato i pomodori in offerta. Sono la fine del mondo. Le serve una mano? Vuoi rubarmi tutti i pomodori? Guardi che ci faccio una bussa. Le giuro, mangiare e morire. Presto, andiamo qua! Venga con noi! Eccoci. Signora, potete usare un attimo il bagno? Signora, siamo ormai alla fine. E che cosa vuole fare lei? Per ragù? Il ragù, pare giusto. Cioè lei per la fine del mondo fa ragù. Certo, ho detto, mangiare e morire. I pomodori? Buonasera, cominciato. Oh, sento un signore che già sospira perché sa già cosa sta per venire, vero signore? Sappiamo già che sta per entrare l'uomo fantastico, vero? Un uomo che ha rivoluzionato le nostre vite, un uomo che stiamo aspettando quasi con calore, vero? Com'è? Falla entrare. Applauso. Ecco a voi l'uomo che ha battuto in anticipo tutti i suoi colleghi, Paolo Fox, il mago Otelma, Bruno Lasca. Ecco Vergine Generale di Cararozzi. Perché lei ha dimenticato di dire che sono qui per dare l'oroscopo del 2016. Vabbè, gli amici saranno interessati, no? Sono così, sono facili. Però abbiamo portato la pietra fortunata. La pietra fortunata. La vita che bella? Sì, me la metterebbe. 6.000 euro. 6.000. Una cosa, troppo. 5.000. Ah, la presa nel sozzo. 4.000. No, già di noi 4.000. Ancora peggio. 3.000 euro. 1.000. Ma prendo 100. 50 va bene. Ma intanto se c'è un giovane volontario che vuole portare la pietra C'è fortunata ragazzino a che- passarla tra il pubblico, eccolo, è arrivato. Se vuole farla girare tra il pubblico così la gente la tocca, magari c'è un po' di cosa. Va bene, cominciamo intanto con l'oroscopo, no? Sì. Bene, Ariete. Sono nati sotto il segno dell'Ariete. Sì. Io. Mia mamma, seduto in prima fila. Buongiorno signora. Platinette versione donna. Ah. Carla Bruni, moglie del
avranno qualche problema di salute, devono mangiare, un consiglio questo che io do, carne, soprattutto carne d'agnello. È magro, è buono, ti dà la forza nei muscoli, elimina la sudorazione, elimina il doppio mente, che va via la porpora, da non confondere con la tendinite, e non fa venire le unghie incarnite, quindi la carne d'agnello fa bene. Lavoro giusto, non sarà facilissimo andare d'accordo con lei, è un tipo di persona. Numero fortunato 1712. Pietra fortunata Pislazzo. Fiore fortunato Viburno. Toro. Amore bene, lavoro, come stai? Bene, lavoro, grazie. Cercate, cari tori, in questo 2016 di essere chic. Conoscete il Bo? To? Cena lume di candela, candela nuova, lavata, pulita, dritta, colore rosso, eleganza. Evitate di alzarvi e dire vado in bagno a fare la pipì. No, cambiate parola. Dite vado in bagno a farmi una fototessera. Ma non dite mai vado a fare la pipì, cari tori. Galanteria e sciccheria. Numero fortunato 12.604. Pietra fortunata calcestruzzo. Calcestruzzo non è proprio una pietra. Gemelli, io dico gemelli ma si fa segno dei gemelli, no? Sotto il segno dei gemelli sono nati i cantanti Claudio Baglioni e Eros Ramazzotti e viceversa, l'attore Valentino Piccone e mio nipote Vercingetorigi, pure lui diminutivo di Ivo. Sul lavoro in famiglia avete un carattere particolarmente severo verso i vostri inferiori, verso i vostri figli a casa, per i gemelli, no? Metti giù, non toccare, metti giù, lascia stare, metti giù, fermo, non toccare, avete questo carattere. Fiore fortunato per i gemelli, ranuncolo. Pietra fortunata, fortuna in amore. Cancro, vedete? Negli occhi. Sotto il segno del cancro sono nati Sandra Milo e suo figlio Milo Infante. In amore, Venere di Concetti. Migliorerete anche, migliorerete. Diciamo la verità, prima eravate molto ignoranti, più somari che non. Invece ora siete più sul sì del non somaro. Non so se sono stato chiaro. Numero fortunato, radice di 749,3 periodico. Fiore fortunato, paglia. Leone, sono nati sotto il segno del leone. Massimo Lopez, bene, Michel Unziche, Nina Mori, Clemente Mimù e Giuseppe Tornatore. Amore, siete separati, vostra moglie chiede gli alimenti, poi gli date panini, legumi, caramelle, no? Lei vuole i soldi, no? Fate il vostro dovere. Non vi piacete, cari leoni, e ricorrete alla chirurgia estetica. Vi rifate la liposuzione, la pancia, il mento, gli zigomi, le orecchie, i gomiti, il seno, il labbro di sopra, il labbro di sotto, un naso, cosce, ali e petto. Pietra fortunata, marmo. Numero fortunato coseno alla terza di Y. Vergine. Sotto il segno del Vergine sono nati Bruno Vespa e una mia nipote Iris di Parma. Marte e Giove saranno in quadratura, diventerete di tutto, o la va o la scappa. Sarete in buoni rapporti con amici, parenti, genitori e non, zii e non, figli e non, nonni e nonni. Numero fortunato 1333. Fiore fortunato, fiore fortunato. Bilancia, fiore di bilancia. Salute, avrete un dolore di tipo torcicollo da 44. Amore, la vostra lei non vi ama. Lo capite dal fatto che quando voi cercate di sbagliarla, lei
passa velocemente e finge di allacciarsi le spalle. Tutte le volte, fate vedere quante bilancia. I nati della bilancia mangiano pane integrale. Uno perché, guarda che si fa rima, bilancia integrale, no? Il pane integrale fa bene alla vista, all'udito, al tatto, va via l'acidità da non confondere col ginocchio guardo. Ti insegna a nuotare, ti va via la tracheite, la rogna e ti mantiene leggero. Pietra fortunata, calcare. Fiore fortunato, nastuzio. Scorpione, sotto segno dello scorpione è nata Mascia Ferri del Grande Fratello 2 e Platinette versione uomo. Salute, si sa che gli scorpioni amano lo sport, il calcio, il cavallo, il caciocavallo. Salute, avrete bisogno di diete e quindi gli scorpioni inizieranno a fare la dieta al giorno. Sì, fatela. Come ci sono gli scorpioni? E che cosa consiste per gli scorpioni? Lo diciamo gli scorpioni. Allora, lunedì tutta roba con la arancia, pacchio, aquile, ananas, aceto, arrosto, no? Martedì con la B, banane, baccalà, pietro, bicchieri, bevande. Mercoledì con la C, carne, cotolette, ceci, caramelle, cetrioli. E giovedì con la D e poi via discutendo, no? No. Numero fortunato 1971, numero sfortunato 1971,5. Pietra fortunata carbone. Sagittario. Sagittario. Siete? Sono nati sotto segno di questo segno di Sagittario. Minghi, mango, mengoli, mingati, mengacci, mengoni e Tony Esposito, che ha rovinato tutta la strofa. E salute, non attendete troppo, non attendete oltre, cercate di essere veloci, no? Per esempio, è troppo tardi. Già, numero fortunato, numero magico da ricordarsi, 13.928. Pietra fortunata, bitume. Capricorno, sono nati sotto segno del Capricorno. Jade de Blanc, Catherine Spa, Rita Rusi, il regista Fezza, Ospete, Rosanna Fratello, la sorella di Rosanna Fratello, che si chiama Angela, Carmen la sorella e il fratello di Carmen la sorella che si chiama Angela, anche lui, Pierone. Ma come per le ricche poveri? Sì, come la negretta dei ricchi poveri. Salute, mangiate fragole della Papua Nuova Guinea, facile da trovare, no? Basta che date un volo di 13 ore. Contengono vitamine SPQ, vitamine C, vanno via le cose, va via la ramicedine, fanno bene per l'alito pesante, da non confondere con la rabbia. E a chi non ce l'ha, gli viene. E se non vi passa, veramente? Prendete in considerazione i progetti lasciati in disparte, il vostro raggio d'azione cercate di ampliare. Tra l'altro questo oroscopo è un pochino strano. Ero di fretta. Pietra fortunata per il Capricorno, tizzone ardente. Numero fortunato 1789. Acquario. Sì. Sono nati sotto segno dell'Acquario. Pamela Anderson, Sofia Lore, Silvia Tofani, il cantante Morca e il mio collega da solo con Paolo Fo. Venati acquari, disturbi allo stomaco, da non confondere con miopia. Ci si confonde. Salute, soffrite di insonnia. Per far venire sonno guardate la TV, contate le pecore e per fare prima usate la caffè. Evitate di mangiare cereali, broccoli, carne nera, squali, lana di pecora e latte scaduto. Amore, fidarsi è bello, non fidarsi è bellissimo. Fiore fortunato, giunco di palude, pietra fortunata, catrame. Pesce, pesce, il 2016 è l'anno del pesce. Viva i pesci! Un applauso a tutti i pesci. Via!
con Marte, Giove, Plutone, Venere, Mercurio, Agamennone e Maurizio Costanzo in quadratura, quasi tutto l'anno. Sotto il segno del pesce è nato il nostro shogun Cristiano Malgioglio, no? Lavoro, miliardi di euro in arrivo, miliardi di euro. Salute, la notte è stata come una foca, mal di testa poco, quasi niente. Nelle prime decadi sarete un po' tristi, speratucci, non sapete dove sbattere il mondo. Numero fortunato 6, pietra fortunata zolfo, fiore fortunato cactus. Se volete telefonare, il numero verde, se lo vuole scrivere, no? 64 12 23 17 75 54 98 T. L'indirizzo è via Cola di Rienzo 100, Roma, via Cola di Rienzo, sarebbe 85, diciamo 100, non se ne ricorda. Da questo rosco saranno intronerati un libro, una maglietta, un limoncello e una canzone. Grazie. Un applauso. Allora chiamiamo tutti quanti. E allora, Stefano Zavara! Vincent Ottomoni! Alessandro Bonfinore! Valentina Pai! Davide Claudio! Luca Ottola! Roberto Panzotta! Francesco Amaro! E infine di tutti i tempi, ma che dico di tutti i tempi, di tutti i secoli, di tutta la storia dell'umanità, signore e signori, un applauso per Paolo Mazzucchi! Vi ringraziamo per aver partecipato alla serata, speriamo vi siate divertiti. Abbiamo fatto una cosa diversa dal solito, ideata tutta insieme ai ragazzi, tutto farina del nostro sacco. Spero di rivedervi domenica prossima, giorno 27, in cui facciamo l'altro spettacolo, l'altra parte della compagnia, ore 20:30, sempre in sala Bisogno. Grazie.